Selezione per l'ingresso alla facoltà di medicina non abolita ma solo rimandata. Si unisce le critiche che arrivano dal mondo accademico sulle nuove direttive volute dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini, l'Ordine dei Medici di Padova. Il test che si diceva abolito in realtà è solo posticipato dopo 6 mesi dall'ingresso. Ci saranno questi 6 mesi comuni di corso dove molti studenti entreranno ma solo pochi passeranno poi all'effettivo corso di studi. Questo comporterà uno stress molto importante per gli studenti e anche dispendi economici per le famiglie che vedranno magari i figli spostati in altre città per proseguire il corso di studi. Test di fatto rimandato di 6 mesi per l'Ordine dei Medici, con notevoli aggravi per le università che avranno problemi a gestire il numero di potenziali matricole iscritte al primo anno. A discriminazione, spiega Filippo Crimi, si aggiunge discriminazione. Questa modifica potrebbe anche compromettere la validità del titolo di studio a livello europeo. Infine dobbiamo considerare un ultimo punto, cioè che questa modifica riguarderà solo le università pubbliche, mentre invece le università private continueranno ad avere il test d'accesso all'ingresso alla facoltà e questo creerà una disparità molto importante tra le istituzioni pubbliche e quelle private.